elefanti piumati d'Italia si sono radunati a Lignano Sabbiadoro con circa 8.000 cappelli piumati provenienti da varie parti del paese e dall'estero per partecipare al 73esimo raduno nazionale dei bersaglieri, ultima di 5 giornate che dal 27 maggio scorso, in cui tradizione, musica delle fanfare, sfilate e momenti commemorativi si sono intrecciati tra memoria e partecipazione. Dopo il saluto del capo di Stato Maggiore della Difesa, il saggio ginnico dell'11° Reggimento Bersaglieri, le cornamuse polacche, banda ucraina, ha tenuto un breve discorso la sottosegretaria alla Difesa in rappresentanza del governo Isabella Rauti. Le frecce tricolori hanno sorvolato il lungomare. Infine sono sfilati i piumati in marcia. L'edizione 2026 assume un valore speciale secondo gli organizzatori, dedicata al 50° anniversario del terremoto del Friuli, in ricordo dell'impegno instancabile con cui i bersaglieri portarono soccorso alle popolazioni colpite. Il raduno, sostengono i bersaglieri, non è solo celebrazione, è anche un'occasione di incontro, di festa, di condivisione di valori senza tempo, una grande manifestazione aperta a tutti. Al raduno sono arrivati messaggi dalle più alte autorità dello Stato, prime fra tutte quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 50° anno dal terremoto, quest'anno proprio a Lignano. Perché a Lignano? I bersaglieri sono stati la parte dell'esercito che ha portato qui le persone, gli sfollati, chi non aveva più un tetto sopra la testa, nelle tante case, seconde case messe a disposizione da parte dei proprietari friulani.